Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Quasi 150 migranti irregolari sono stati rintracciati nelle ultime ore nella zona nord di Udine. Di questi un'ottantina si tratta di afghani e bengalesi incolonnati in fila indiana sull'autostrada 23 nei pressi dello svincolo per Gemona e Osoppo, scaricati poco prima da un mezzo pesante, il cui conducente è riuscito a far perdere le tracce in tempo utile. Sono stati gli automobilisti in transito a segnalare la loro presenza attraverso il numero unico d'emergenza 112. Sul posto polizia e carabinieri. Gli altri rintracci sono stati effettuati dalle forze dell'ordine nella zona del Friuli Collinare tra Buia, Maiano, San Daniele e Gemona. Per tutti il trasbordo nell'ala adibita al controllo sanitario all'interno della caserma Cavarzerani di Udine e successivo periodo di quarantena fiduciaria nei centri di accoglienza predisposti. Era da tempo, va detto, che non si registrava da queste parti un numero così elevato di clandestini in una sola giornata in Friuli, Venezia, Giulia. Nei giorni scorsi, a seguito di diverse segnalazioni da parte della cittadinanza e anche per verificare il corretto adempimento delle prescrizioni anti-Covid-19 riguardanti l'uso della mascherina e il divieto di assembramento, sono stati attivati da parte della polizia locale della UTI Carnia dei controlli in diverse aree ritenute sensibili per la consistente presenza di giovani. Durante uno di questi, coordinati dal vice comandante del Corpo, sono giunti all'individuazione di un nuovo caso di possesso illecito di sostanze stupefacenti nel percorso pedonale che collega il centro studi Carnico alla vicina stazione delle Corriere. Protagonista un gruppo di maggiorenni intenti a consumare alcolici. I soggetti, già noti alle forze dell'ordine come assuntori di sostanze stupefacenti, sono stati ritrovati privi di mascherine e assembramenti presso una delle panchine pubbliche. A seguito della richiesta delle generalità e dell'ammonimento sul mancato rispetto delle prescrizioni in atto, è stato notato da parte degli agenti il comportamento anomalo di un cittadino afghano, BR, ospitato presso il centro Caritas di Socchieve, privo di documenti al seguito, che nel tentativo di sfuggire ai controlli ha gettato a terra in modo maldestro un involucro in materiale plastico contenente sostanza stupefacente già suddivisa in piccole dosi pronte allo smercio. La conseguente perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare lo stesso materiale di confezionamento rinvenuto poco prima e una cospicua somma di denaro, circa 600 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, di cui la persona, disoccupata, non è stata in grado di fornire idonee giustificazione. Va precisato che una settimana prima i poliziotti della locale avevano già denunciato alla prefettura di Udine una persona dello stesso gruppo per possesso di sostanza stupefacente. Proseguono da parte di tutte le forze di polizia sull'intero territorio provinciale di Gorizia i servizi di controllo del territorio svolti per verificare la corretta applicazione delle prescrizioni normative relative al contenimento da Covid-19 e a contrastare eventuali condotte illecite. Dal 14 novembre scorso l'attività di verifica ha interessato 2.319 persone ed ha permesso di contestare 16 infrazioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con la conseguente elevazione di altrettante sanzioni amministrative. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 360, di cui 3 sanzionati. Sabato 15 è stata disposta dalla Polizia Locale di Gorizia la chiusura per un giorno di un bar del centro cittadino.
Nella stessa giornata gli agenti invece dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno contestato alla dipendente di un altro locale della città poiché 2 avventori erano intenti a consumare alcune bevande al banco. Il 17 novembre i carabinieri della compagnia di Gradisca hanno sanzionato il titolare di un bar a San Pier di Sonzo per la presenza di numerosi avventori nei pressi della sua attività. Ad oggi non è stata comminata alcuna sanzione amministrativa per spostamenti ingiustificati in ambito provinciale. 500 controlli e una persona denunciata, decine anche i bagagli ispezionati da un'ottantina di operatori della Polfer regionale impegnati in 21 stazioni su tutto il territorio e affiancati nel capoluogo giuliano delle unità cinofile messe a disposizione della Guardia di Finanza di Trieste. E il bilancio delle attività del compartimento di polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure, svolta nella giornata del 17 novembre scorso, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria ed incentrata sul rafforzamento dei controlli del territorio ferroviario. Osservate speciali le stazioni, i sottopassi, le biglietterie, le sale d'attesa, i depositi bagagli ed i bagagli al seguito dei viaggiatori. Poche sono state le sanzioni elevate. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.